Sindaco, al via la settima festa del Fastuca Festa a Raffadali, una 3 giorni intensa dove si valorizzerà l'oro verde, l'oro del pistacchio, la cui economia raffadalese è notevolmente incrementata negli anni. Sì, finalmente diamo inizio a questa bellissima festa, attesa da tanti anni, richiesta da molti cittadini non solo della provincia di Agrigento, ma hanno telefonato e hanno manifestato la loro partecipazione, diversi camperisti e anche diversi emigrati stanno rientrando per questa occasione. È un momento ormai di festa per la città di Raffadali, è diventata una ricorrenza che tutti aspettiamo. Siamo qui pronti a far degustare il nostro prodotto tipico locale che è il pistacchio, cercando per il futuro di coinvolgere quelli che sono l'assessorato regionale alle attività produttive, all'agricoltura, alla formazione professionale, perché se non riusciamo a far decollare rendendolo produttivo e quindi creando occupazione nel nostro territorio non avremmo fatto niente di quello che noi ci aspettavamo, quindi tutti insieme ora dobbiamo lavorare affinché non diventi solo una festa ma diventi anche un'occasione per esporre i tanti prodotti che i tanti imprenditori che nasceranno nel nostro territorio riusciranno a realizzare. Quindi un momento anche di occupazione stabile verso i giovani, diceva lei in conferenza stampa. Diciamo che molti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, molti giovani stanno acquistando terreno per impiantare questo frutto, anche se incominceranno a vedere i frutti tra 7-8 anni. Molti imprenditori stanno cercando nella zona vasti appezzamenti di terreno per incominciare a impiantare il pistacchio. Io penso che siamo riusciti a dare una spinta, speriamo che questa spinta produca gli effetti sperati e sia produttiva per il territorio. Il riconoscimento DOP quanto vale oggi sul mercato nazionale e internazionale? Secondo me vale moltissimo, tanto che se ci sono imprenditori che cercano in questa area terreni è perché abbiamo avuto il riconoscimento DOP, quindi loro riconoscono che nei mercati globali avere questa specificità è molto importante e hanno le porte aperte. Una festa importante, la settima edizione, questa del pistacchio a Raffadali? Sì, è una festa importantissima che si rinnova ogni anno, quest'anno con tante novità, con un programma pieno dalla mattina alla sera, con più stand lungo il percorso del gusto e soprattutto con tanti ospiti nazionali e internazionali. Da domani avremo degli show cooking che saranno anche lanciati nelle emittenti RAI, che saranno lanciati un po' ovunque nelle emittenti televisive nazionali. Quindi un evento aperto a tutti, sia a coloro che amano il food ma anche ai bambini, a coloro che amano il pistacchio, ma soprattutto anche con momenti di confronto sul benessere, sugli aspetti salutistici. Quindi non solo degustazioni, show cooking ma anche intrattenimenti culturali, ci sarà anche un convegno sul pistacchio? Sì, assolutamente, domani mattina ospiteremo sabato un convegno internazionale sugli aspetti salutistici della prevenzione, ma avremo anche rapporti con tantissimi consorzi tutela siciliani dei vini ma anche di altri prodotti quali il cioccolato di Modica, l'arancia di Ribera e tantissimi altri prodotti. Qual è il successo di questa manifestazione? Allora, il successo di questa manifestazione è dovuto a 3 persone, Totò Gazzitano, Carmelo Bruno e Rino Frenda, perché hanno fatto un lavoro impagabile, non ci sono parole per descrivere il lavoro che hanno fatto e con quanto impegno e dedizione lo hanno fatto. E questa è una cosa bellissima, anche perché noi non siamo qua per fare una festa, né un Fastuca Festa, ma siamo in missione. E la nostra missione è quella di far rimanere i giovani nelle nostre terre con queste manifestazioni, ma non con queste manifestazioni. La manifestazione è il fiore all'occhiello di un progetto grande e importante, quello della DOP, il pistacchio DOP del Raffadali. Anche lei è importante per quello che fa? No, io metto il mio contributo che non è paragonabile a quello che hanno fatto loro in questi giorni. Comunque l'economia di Raffadali grazie al pistacchio e anche alla fantasia, come stiamo vedendo dai vari prodotti in cui viene usato il pistacchio, diciamo, è stato abbastanza importante, no? È ovvio che è importante il pistacchio nell'economia di Raffadali, però non è solo il pistacchio l'economia di Raffadali. Raffadali
ha tante belle cose che non si limitano solo al pistacchio ma anche ai beni culturali che ci sono e alle nostre terre, che è il bene più grande. Le piante che ci sono degli esemplari unici, questa è una cosa importante che ci dà questa spinta di poter andare avanti. Settima edizione del Fassuca Festa a Raffadali, si entra nel vivo della manifestazione che vedrà per 3 giorni Raffadali al centro con l'oro verde e quello del pistacchio. Sì, assolutamente sì, dopo diciamo un paio di mesi di grande lavoro ce l'abbiamo fatta, tra 1000 peripezie, tra diciamo, problematiche burocratiche, però ringraziamo il Dio, ce l'abbiamo fatta e siamo qua a promuovere sempre il pistacchio del Raffadali DOP. Un programma particolarmente ricco questo di questa settima edizione. Sì, quest'anno sì, cerchiamo sempre di crescere ogni anno, abbiamo praticamente allungato il percorso del gusto, ci sono 15 stand naturalmente che delizieranno con preparati tutto a base di pistacchio e poi una serie di show cooking a ripetizione iniziando dall'ora di pranzo fino a, diciamo, a tarda serata. Un'economia che decolla quella di Raffadali, in particolare un annuncio rivolto ai giovani che avete fatto in conferenza stampa per un'occupazione importante per i giovani. Sì, assolutamente sì, un'economia che decolla ma non solo per Raffadali, per tutto diciamo, l'iter che ricade su tutto il territorio che ricade sul pistacchio del Raffadali DOP, che ricordo sono 31 comuni, 29 della provincia di Agrigento e praticamente 2 della provincia di Caltanissetta. Naturalmente l'appello è quello, il nostro augurio è quello di portare i giovani a farle capire, cioè che viviamo in un territorio ricco, abbiamo delle cultivar di pistacchio bellissime che gli altri ci invidiano, abbiamo delle situazioni particolari e io non permetterò che i giovani vadano via così senza almeno provarci una volta, perché è un vero peccato abbandonare la nostra terra, perché viviamo, ripeto, in un'isola felice. La festa del pistacchio a Raffadali e anche cooking show, assaggio di un menù prelibato che voi state preparando e che offrite ai vari commensali. Sì, noi siamo contenti oggi di essere stati invitati qui dall'organizzazione. Abbiamo preparato per l'occasione un primo piatto ed è il maccheroncello con farina di tumminia, poi abbiamo una bischi di gamberi e crostacei con diciamo, il pistacchio e infine abbiamo il pomodoro confit. Il pistacchio viene usato molto nella cucina, no? Il pistacchio ormai senza pistacchio è quasi difficile diciamo, avere la qualità in un ristorante, perché poi quello di Raffadali ovviamente, perché si può utilizzare sia diciamo, in cucina sia diciamo, in pasticceria e quant'altro. Cosa gusteranno gli ospiti del cooking show questa sera? Allora, questa sera gusteranno questo piatto che è un maccheroncello con la farina di tumminia, con crostacei, pistacchio e pomodoro confit.